si aprono ancora nuove prospettive, questa incertezza che sicuramente pesa moltissimo alle imprese. Se si dovesse cercare un termine che negli ultimi anni ha segnato il lavoro delle imprese venete, incertezza sarebbe quello più appropriato. Prima la guerra in Ucraina, poi i dazi, ora il conflitto in Iran, tensioni internazionali che si ripercuotono sui mercati interni dei singoli paesi. Il Veneto, con una forte vocazione all'export, paga un conto salatissimo in un continuo riadattamento delle imprese ai nuovi mercati. Stiamo vivendo un momento complesso, difficile, dice Carron. Il tema dei dazi, il tema di un dollaro debole che ha influito moltissimo sull'export, e la nostra è una regione che ha una forte vocazione all'export, quindi questo ha portato anche le nostre aziende, che comunque hanno dimostrato di saper reggere e di tenere, a nuovi mercati. Penso all'area del Golfo, che da un dato Istat il Veneto ha esportato 2,3 miliardi di euro, quindi un valore importante soprattutto in quell'area del Golfo. Quell'area che oggi vede però un teatro di guerra. Aziende che devono fare i conti con altre importanti sfide, una su tutte, quella della sostenibilità, elemento strategico nella competitività, con nuovi modelli di impresa fondamentali per attraversare la transizione ambientale e digitale. A Mogliano, in occasione della quinta edizione della settimana della sostenibilità, si fa il punto su quanto fatto finora e su quanto ancora ci sia da fare, con un focus sulle piccole e medie imprese, anche perché la sostenibilità può essere declinata in un contesto molto più ampio. Che se io affronto il tema della sicurezza è un tema di sostenibilità, oppure di welfare. Oggi è un tema molto caro, perché abbiamo purtroppo tanti giovani che lasciano anche il nostro paese o la nostra regione, e il welfare potrebbe diventare veramente quella modalità che li può attirare.